Assisteremo a un scontro, a una tradizione locale che si dice c'è uno scontro. Veniamo a scontro, ne vedremo scontro. Si incontra la Madonna con Gesù ed è un momento bellissimo perché la Madonna ritrova il figlio e il risorto. Chiama scendere, Signore. Senza esare, Oggi è una delle giornate più importanti per il nostro paese. Incontro significa l'incontro tra Gesù risorto e la Madonna. Prima uscirà il risorto e dopo a seguire uscirà la Madonna, oggi con il tradizionale mantello azzurro. Gesù risorto e la Madonna percorrono due tragitti diversi l'uno dall'altro, però poi al suono della campanella Gesù abbraccia sua mamma che è avvolta da un mantello azzurro a testimoniare la felicità di Maria nel vedere suo figlio risorto. Uscirà Gesù che farà il suo percorso dalle ex via di rimembranze e dopo la Madonna farà un altro percorso dove, ripeto, si faranno l'incontro in piazza Santo Oliva. È un messaggio di speranza per tutto il mondo, che è una speranza che si sprigiona proprio da questo evento centrale della nostra fede, che è la risurrezione di Cristo. I simulacri della Madonna Addolorata e del Cristo risorto faranno due strade diverse. In un'apoteosi di emozioni e fede si incontreranno a piazza Sant'Oliva. Festeggiamo la risurrezione di Gesù Cristo e qui a Pettineo è solito fare l'incontro tra Gesù risorto e la Madonna. Ogni anno, ogni pettinese, anche se fuori, fa di tutto per assistere a questo momento fantastico dell'incontro fra Gesù risorto e Maria. Vai. Sono tradizioni che dobbiamo continuare a mantenere nel tempo per tenere viva la nostra tradizione e le nostre radici, che non dovranno minimamente essere perse nel tempo. Tra qualche giorno ci troveremo a festeggiare la nostra patrona Sant'Oliva. I festeggiamenti inizieranno il giorno 2, ma il clou sarà il giorno 5 con la maestosa vara di Sant'Oliva che uscirà dalla nostra chiesa dedicata proprio a lei.